Le nostre strade si sono divise nel 98, ma comunque nonostante la divisione la coerenza ha voluto che tutti abbiano portato avanti il verbo dell'autonomia. L'autonomia del Veneto è quanto promette Luca Zaia in caso di riconferma il prossimo 31 maggio, giorno in cui la nuova lista per le regionali Indipendenza Noi Veneto sosterrà la sua candidatura. È felicissimo anche perché siamo a dimostrare che tutto il mondo dell'autonomia, dell'indipendenza e comunque di chi tiene e ama il Veneto si è ricompattato per sostenere la mia corsa. A correre a sostegno di Luca Zaia, nella veste di consigliere regionale, anche il resanese Leopoldo Bottero per la circoscrizione di Venezia. Mi hanno convinto anche perché l'unica alternativa che abbiamo per fare un passo avanti credo che sia questa, di stare con Zaia. Gli altri candidati non danno le stesse garanzie né di governabilità della regione né di essere convinti autonomisti o indipendentisti. Zaia si è già speso e si è speso anche oggi un'altra volta. Ecco, l'obiettivo qual era, ricordiamo? Risolvere i problemi del Veneto e la prima cosa è trattenere qua un po' dei soldi che vanno inutilmente alla mafia. La Lega, con Luca Zaia, nel sodalizio con gli indipendentisti, mira a ottenere per il Veneto un'autonomia come Trento e Bolzano. Il primo passaggio di questo percorso autonomista barra indipendentista è quello del mito che noi abbiamo, Trento e Bolzano. 9 decimi delle tasse vorrebbe dire avere quei 21 miliardi di tasse che ogni anno mandiamo a Roma che restino qui. Governatore soddisfatto della scelta di Leonardo Muraro di restare in Lega e non andare con Tosi. Ha fatto la scelta migliore, è la sua casa. È la casa di tutti i veneti, ma soprattutto una casa che dà prospettive, il tetto tiene. Con Luca Zaia tra gli indipendentisti anche i veneti indipendenti. Sarà un percorso lungo, irto di ostacoli, ma siamo determinati ed è anche la ragione della nostra presenza all'interno della coalizione che sostiene Luca Zaia.